se è un giovane che lavora per 40 anni, insomma 400 euro l'anno per 40 anni sono Può 16.000 essere una euro. valenza, A te, certo. Claudio, piacerebbe lasciarli o... Magari potessi avere 20 anni, tornare indietro, per me sarebbero sicuramente, beh, anche lei direttore, siamo comunque in una mezza età. Ma Sì, sì. abbiamo parlato di lavoratori del legno, no? Ma gli altri potrebbero dire a chi lavora, non lo so, nell'occhialeria o nel metalmeccanico, ecco, faccio soltanto due esempi. Dici, e noi chi siamo? Ci sono altre novità contrattuali per quanto riguarda, ho messo proprio questi due settori, ma chiaramente ce ne possono essere altri. Sì, beh, qui diciamo potremmo aprire un capitolo lunghissimo perché essendo Solidarietà un fondo multicategoriale presidia con costanza una montagna di diversi contratti e non solo lato industria, anche lato artigianato, piccola e media industria e così via. Detto ciò, se il legno è il settore nel quale Solidarietà è nato 30 anni fa, beh, tu hai sfiorato l'ambito dell'occhialeria. L'occhialeria è il secondo settore ad oggi di Solidarietà Veneto, presente naturalmente soprattutto nella provincia di Belluno, ma anche in provincia di Treviso, con circa 7.000 erotti lavoratori associati. Anche qui c'è una novità, perché dal primo di luglio di nuovo viene incrementata, primo di luglio di quest'anno, quindi siamo prossimi, la contribuzione a carico dell'azienda poi si passa all'1,7%. C'è da dire, a onor del vero, che nella gran parte delle aziende, delle grandi aziende dell'occhialeria, la contrattazione aziendale già oggi offre di più, si va al 2, 2,5%, le aziende magari anche più avanti con la contrattazione addirittura danno una contribuzione del 3%, guardate che sono cifre importanti perché se con l'1,5, 1,7 che è la base contrattuale si arriva alla soglia dei 400 euro, beh qui facciamo quasi per due, quindi siamo a 700 euro annui nelle aziende più ricche dal punto di vista del beneficio a favore dei lavoratori, Del quindi una welfare, cosa certo. di dire da non perdere, ecco. Ci sono peraltro alcune aziende che erano ancora sulla soglia dell'1,5% nell'ambito delle pellerie e sono passate all'1,7%. Ecco, Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari. Prima dell'adesione leggere la documentazione prevista da COVIP.